signori, arriva, eccolo, lui è Diego Donadonimus! That's the way you do it. You play the guitar on the MTV. That ain't working. That's the way you do it. Money for nothing and your chicks for free. Now that ain't working. That's the way you do it. Let me tell you, them guys ain't dumb. Maybe get the storm. Un piccolo riscaldamento, ci scaldiamo, però anche tu sei arrivato con questa bici un po' ammortizzata, una bici così, un po' comune. No, ho capito che hai fatto la ciclabile, prendi una bici tecnica, fai vedere due acrobazie. Sì, questa mettiamola via che non la puoi rovinare dopo quello che ci è costata sta bici. No, non 600, quella costa, quindi mettila via, non la usare. Cioè, ho comprato sta bici per usare, non usare quella, usa quella che costa quasi uguale. Quasi uguale. Vai! Vai, pettina ai bambini, pettina ai bambini! Pettina ai bambini, ma attento a non rompergli il nasino, perché questa arriva lì con la bicicletta, pin pin pin, Allora, cosa cominciamo a fare, Diego? Cosa gli facciamo vedere? Cosa gli facciamo vedere? Allora, abbiamo una bella rampa, secondo voi cosa fa qua? Cosa fa? Ma non lo fa, l'abbiamo montata perché fa scena, ma non la fa, la farà 14:45, vedrete, oggi lui arriva qua, giro della morte e atterra sulla signorina con gli occhiali, no? Ah, non lo fai proprio, non lo fa, ha detto che non l'abbia montato perché è bello ma non lo fa. Poi abbiamo un bel palo lì da 10 metri, alto circa 1,5 metri, e lui ci andrà su in equilibrio, ma lo facciamo anche, non lo fa, anche quella l'abbiamo montato perché è bello, no? L'abbiamo preso in impalcatura qua sopra, ma non fa neanche, facciamo qualcosa o no? Poi ho chiesto il piazzale libero per favore, niente macchine, arriviamo, c'è una macchina parcheggiata qua. Io per punizione gli salirei sul cofano subito, vero? Dai, allora andiamo a fare un giro sulla macchina, visto che hanno voluto parcheggiare qui, ci saliamo subito sul tetto e qui potete fare le vostre foto, perché lui arriva lassù, si mette in posa e questi sono i momenti in cui voi potete scattare le vostre foto. Vedi che la prossima volta non parcheggia più quello lì, in mezzo, così, guarda, ha occupato 3 parcheggi. Scendiamo. Da dove, no, da dove scende? Dal tetto direttamente o dalla scala? Dalla scala, dai. No, che quella bici costa, poi spacchiamo gli ammortizzatori che non ha. Ma secondo voi come fa a ammortizzare una discesa così senza ammortizzatori? Gli ammortizzatori, guardate bene, sono le sue gambe, le sue ginocchia, quelli sono gli ammortizzatori. E allora facciamo un applauso, così come berci un caffè. Bravo, stai scaldando, bravo, ti ho insegnato bene. No, io le faccio tutte le mattine queste cose, ma le faccio fare a lui perché almeno si guadagna da vivere
Facciamo qualcosa di un po' più spettacolare, eh? Qualcuno ha detto che vorrebbe vederti saltare direttamente dal tetto. Se ce la fai? Chiedo per un amico, sì, cioè diretto. La fai? No, aspetta, scusa, un attimo. Se no poi uno pensa che siamo qua a pettinare le bambole, no? Cioè, questa rampettina togliamola perché... sali diretto, dai. Te la metto qua per quando devi salire qui, dai. Dopo poi... Vai, diretto su. E lì siamo già a circa 80 centimetri, 80 centimetri, guardate come si sale un muretto da 80 centimetri. Oh! Qua merita l'applauso già, perché qua capiamo già le difficoltà. Vediamo se ce la fa, ma sì che ce la fa. Saranno solo 2,20 m, cosa vuoi che sono 2,20 m? Per Diego, quello là è 2,5 m. Allora, abbiamo fatto vedere... No, come basta? No, cioè, questo qua l'anno scorso era montato dritto. Chi è che l'ha montato storto? Aaron, l'hai montato tu questo? Dovevi montarlo dritto. Scusate, abbiamo un problema. Se lo monti storto così, come fa a salire? Provaci, dai. Vai. Bella. Va bene. Questo passaggio è unico, di sua invenzione. Siccome si è stufato di fare le cose normali, te ne mancava uno. Si è stufato di fare le cose normali, allora si è inventato questa salita un po' spettacolare. Dai, guarda, questo è un bel pezzo, questo alla tua età, questo pezzo, dai. No, forse tu sei un po' più vecchio. Mr. Lover, now Mr. Lover, girl. Mr. Lover, now Mr. Lover. She call me Mr. Aumento la difficoltà, dai, mi metto qua, va bene? Mi metto qua, guarda, qua così. Mi fido di te. Ma perché lo faccio? Piano, piano. Matto, matto. Io sono più matto di lui. E fatelo, l'applauso! Qua, per dare un po' di carica, ci vuole un urlo dei bambini! Se dicevo bambine urlavano di più. Un urlo delle bambine! Qualche matta c'è, bene. Allora, questo l'abbiamo fatto. Quello l'abbiamo fatto. Io direi... No, aspetta, vieni, mi è venuta in mente una cosa. Vieni, facciamo così. Guarda, togliamo questo. Dai, cioè, aumentiamo la difficoltà. Vai su senza rampettina. E io vado lì dentro, Aspetta, perché... Sì, dammi il telefono, guarda cosa facciamo, qua. Vai, questa sera la pubblichiamo questa, Non so perché l'ho fatta sta roba, dai. Vai, sei pronto? Alza il volume! Don't you tickle my full bottom, baby please. Don't you play with my nose cause I'm a tune sneeze. Well, you are the bun and me are the cheese. And from me are the rice and baby. Attenzione al passaggio che vi fa vedere adesso Diego. Perché? Vabbè, riproviamo. Lo farà rimanendo in equilibrio solo con la ruota posteriore. Ma fino in cima? Ormai l'ho detto. Ormai l'ho detto, lo devi fare. Vai! Vai, 5 tubi! Tutti con la ruota posteriore! Difficile. Ho capito. Allora, facciamo così, tu sali, poi io mi infilo se vuoi. Facciamo così. Sto qua. Dai. Lo so che ti disturbo, ma la cosa bella è questa. Ultima possibilità,
Dopo la terza possibilità buchiamo le gomme. Romantic, tell me fantastic. Touch me on the box, she says, Mr. Bombastic. Why? Girl, your admiration, it a lit me from the start. With some physical attraction, girl, you know to feel the spark. Come on, a few words, now but you know sweetheart. Now the line. E allora, non sento gli applausi, non sento le urrà! Diego Donadonimus! Only song you will hear is the beating of my heart, and we will. Ah, mi piace sfidarlo. And bombastic. Poi mi chiedo, mettono una macchina qua, un carretto là, e io non so. Quanti vogliono che lui prenda una bella rincorsa e vada sul tetto di quel carrello? Sulla mano! Solo i bambini, agli adulti non gliene frega niente. Dimmi, dimmi. No, quella. No, ma sai quanto costa? No, se la rovina. Cioè. No. Dai, va bene. Ma dovete sapere che la bici che ho usato adesso è una bicicletta apposta per fare queste acrobazie, no? Le costruiscono apposta per andare sulle pietre, sugli scogli, sulle ruote, sui copertoni, sulle scatole di legno. Questa invece, questa è comoda, è una bicicletta che si trova in tutti i negozi, molti di voi già la conoscono, un po' cara. No, non è cara, è il costo di una bicicletta così, è cara se lui la rompe, ecco. Diciamo che lui è uno dei pochi, come anche altri suoi colleghi, che usa biciclette normali per fare questo tipo di acrobazie. E sapete che questa bicicletta è più pesante, molti di voi magari fanno le discese in mezzo ai boschi, le fa anche lui. E quindi fare i numeri che avete visto adesso con una bicicletta così è 10 volte più impegnativo. Tu hai una bici simile, no? Vuoi entrare e provare anche tu? Vuoi? No. C'ha la batteria quella, no, lui le batterie ce le ha nelle gambe. Dai, fagli vedere qualcosa con questa bici, fagli vedere, non la rompere! Non me la scassare! E allora, non sento gli applausi, non sento le urla del pubblico! Vai, vai, vai! L'hai messo un po' lontano, visto, vabbè, dai. No, no, va bene. Ma vuoi fare subito il tubo? No, va bene, va bene. Make a kiss our playlist the entire night. Listen to the words as I let them fly. Oh, imagine anywhere, more than miles. I'll take you there. Knew one day from the start we'd be as one. Now here we are. All we gotta do is start. All we gotta do is. All we gotta do is, all we gotta do is. No, come? No, dai, ormai sei lì. Dai. Come no? Allora vogliono vedere il tubo. Te l'ho detto io, usa la bicicletta, quella che si usa per fare. Diego, ti sfido un po'. Hai bucato, mi sa, Ho visto. Guarda, queste cose capitano, Abbiamo bucato una ruota, che è la cosa che costa meno della bicicletta. All we gotta do is. Vabbè, la ripariamo, meno male che abbiamo altre 4 biciclette dietro, usa l'altra adesso, usi l'altra, capita, è dispiaciuto. Eccole, che partono, parte prima Zuccherina o prima Mirtilla?
Vai insieme, vai, eccola lì, Zuccherina, loro hanno anche il nome d'arte perché ormai sono delle professioniste e adesso vedrete cosa vi presentano con i loro monocicli. Hai 5 minuti, hai già finito? Adesso aspetti, fategli vedere due cose così Diego vede che anche voi siete delle acrobate sulle biciclette. Guardate qua cosa ci fanno vedere, guarda. Vai, dagli pure un po' di volume che si scaldano anche loro. Sul plus stare in equilibrio sul monociclo con un pedale solo. Fate un applauso per ragazze. Andare all'indietro. Lanci la corda. Attenzione. Saltare la corda. Vai, vieni qua. Diego, poi lo fai tu questo, Io lo so, sta cambiando la ruota, vero? È un minuto, Esageriamo. Vai, va bene, doppio. Vi presentano una cosa, la fanno in pochi, guardate, queste due insieme non arrivano a 15 anni. Ci presentano Mirtil e Zuccherina, doppia colonna su monociclo. Mamma, ma che bravo, anche me la buca, sì, tanto. Dai che se lo meritano, Va bene, esageriamo, dai, vieni. Lo volete più difficile? Non vi sento. Lo volete più pericoloso? Tanto lo farei. Attenta che c'è un po' di buche. Vieni Zuccherina, vieni qua, mettiti qua. Vieni un po' più qua. Vai, ferma, bravo! Allora, se lo merita l'applauso o no? Se lo meritano! Fate un applauso fortissimo! Cosa con questa bici? Chiama una Sali? No, sali, fai vedere, quello là è 1 metro, fai vedere. Lo so che tu faticavi meno di là. Adesso lì è salito su 80 centimetri, là ci fa vedere una salita da 1 metro. Attenzione, vedete che è più alta del manubrio? Guardate con che facilità sale su queste pedane. Applausi! Vuoi provare? No, quella. Cioè, mi guarda e mi dice, prova, lo sto io, prova. Avete capito cosa fa? Va sul carretto, vediamo, Va sul carretto, dagli un po' di volume così si carica un po'. E lì c'è anche un bel metro, E allora facciamo un applauso, vai, fai una bella impennata, ti fanno 2 foto, che lì ci vogliono 2 foto.
ma sai cosa facciamo prima del tubo? Qualcuno di voi ha una lattina? C'è uno con una lattina, dai, avete una lattina? Coca, Fanta, aranciata, Sprite, nessuno che ha una lattina. Cioè, ma qua, lei c'ha un succo di frutta, non va bene. Non va bene, ce l'ho io la lattina, ce l'ho io, lattina. Sì, facciamo? Di qua, dai. Attenzione, vi facciamo vedere un numero che non facciamo da quest'estate, visto che stiamo aspettando che i nostri gommisti di fiducia finiscano di... Ma guarda che bravi, guarda, la bicicletta. Vieni a vedere, ringraziali, vieni, hai l'onore di venire qua con la bici di Diego, vieni. Un applauso al nostro gommista di fiducia. Cosa fai? Ormai facciamo la lattina. Lei è aggiustata per niente. No, la usiamo dopo, la usiamo tra un attimo. Allora mettiamo questa lattina sotto il tetto dell'Hammer, perché lui da là sopra si lancia e con la ruota posteriore atterra esattamente sopra la lattina. Una volta ce la facevi. Adesso vediamo, te lo sposto, dai, te lo sposto. Dai che abbiamo ancora 5 minuti. Ogni volta me la fa mettere in un posto diverso. Allora lui da là sopra quella lattina la vede come una moneta, quindi atterrare esattamente, cioè guardare la lattina e poi atterrare con la ruota posteriore su una lattina a circa 3 metri di distanza, dicono che sia veramente una cosa difficile. Noi la facciamo da diversi anni e lui adesso ci sta prendendo anche gusto. Di solito la prende al primo colpo, di solito. 3, alla terza, prima ti ho detto, se sbagli ancora ti buco la gomma. Avete sentito, vero? Ho detto se sbagli ancora ti buco la gomma, però non avevi sbagliato, quindi non sono stato io. Vai col volume! Non di foto da rivista, datemi un caffè corretto col moesto preso peggio di te, devo tirare fino alle 3. La gente che mi chiede selfie ma non sono nessuno, pensano che faccio l'abbiamo, guarda, alla fine mi scombusso. Seconda possibilità. Prima ridono e poi battono le mani, anche se sto primo io bombe a mano, sai che fanno bam bam bam, fanno bam bam bam, e con la canzone. Un applauso Diego! Dai che siamo arrivati quasi al termine della prima esibizione, ultimo passaggio. Palo lungo 10 metri, alto 1,5 metri, lui lo farà tutto stando in equilibrio sulla bicicletta. È un po' molla? Guarda che se chiedo una pompetta qua ce l'hanno, Una pompetta, qualcuno ha una pompetta, dai, lei c'ha la bici elettrica, cioè, mannaggia, gli diamo una gonfiata ancora. Per chi fosse arrivato da poco, questa bici 5 minuti fa era bucata e in 5 minuti i nostri meccanici che arrivavano qua per caso ce l'hanno anche gonfiata, aggiustata, ricambiata. In cambio Diego gli regala la sua bicicletta che costa, basta che non la rovina perché sennò non ha capito quanto costa quella bici. Lei è la mamma, poi quindi lo sa, ma suo figlio tutti sti soldi di biciclette spende, che lo deve dire insomma.
in 10 anni che Diego fa esibizioni con noi, con la FM Spettacoli, per la prima volta ho i genitori a vedere lo spettacolo. Fate un applauso ai genitori di questo biker show. Bene, bene, te la tengo stavolta, perché secondo me hai bucato lì. Just show her a little swing. I'm gonna look for a new job. Ed ora attenzione, siamo alla prima prova. Chi l'avesse visto nelle altre esibizioni, magari fino a un annetto fa, questa rampa era alta, cioè questo palo era alto 1 metro. Siccome si è stufato di farlo alto 1 metro, ha detto l'ho alzato mezzo metro. E di quando alle 3 c'era bim bum bam, dei Game Boy e di blu, dabo di dabo da. L'estate sta finendo, il valore di quel tempo lo capiamo solamente quando lo perdiamo come Luigi Tenco. Mangio solo pizza, vita di provincia. Vivo in una fogna, sono una tartaruga, sì ma sono una cazzo di tartaruga. Datemi il mio tempo da bambino, quando banderasse era Zorro e non il panettiere del mulino. Quando ho cominciato, quando Capitano Gino non era DJ Francesco, era Bennato. Potessi rifare tutto quello che ho già fatto, tutto quello che oggi non posso fare più. Prenderei la vita dai 18 ai 24 e la metterei in loop, 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 loop. Per farvi vedere, per farvi assaggiare di cos'è capace questo super biker Diego Donatoribus. L'ha fatto così. Io ho detto adesso sbaglia, lo fa apposta. No, proprio così, basta, via. Tolto. Diego, dimmi tu, cosa dici? Chiudiamo? Decidi tu. Quanto tempo abbiamo? Secondo me siamo già in ritardo. Però dai, io chiuderei in bellezza. Chiudiamo in bellezza? Quanti di voi oggi non ci saranno? Alzano la mano. Tutti, alzate la mano che tornate. Allora, oggi alle 14:45, 3:15, ci sarà uno spettacolo leggermente diverso. Farà delle cose da fuori di testa, ma adesso, se volete vedere salto mortale sulla bici, tutto questo gruppo qua deve andare indietro 4-5 metri. Preparo, vai, alza il volume. Anche troppe. Abita nelle montagne, lui ha delle vasche gigantesche piene di gomma piuma. Si costruisce tutte le rampe, vedo i genitori che mi fanno sì. Ma vi ha rovinato tutti i campi questo ragazzo. Io ho visto, vi ha rovinato tutto, vabbè. C'ha tutte queste vasche piene di gomma piuma e lui prima di fare una cosa del genere la prova per anni buttandosi dentro le vasche. Dovete sapere che chi fa di solito questo numero usa delle rampe molto più grandi con degli atterraggi molto più lunghi, molto più morbidi, ha molto più spazio. E noi ovviamente lavorando quasi sempre sulle piazze, lui si è creato da qualche anno queste piccole rampe dove in uno spazio così ridotto e una ricorsa di circa 15 metri riesce a fare il salto mortale. E questo perché è uno proprio, signora, è uno di quelli che... Quante ore passa lassù? Io sono andato là, cioè sempre là, è sempre là. Sempre là, ovviamente lui ha funi attaccate tra alberi,
dove lui va sulla bicicletta sulle funi. Ovviamente non si può montare in certi posti dove abbiamo lo spazio, montiamo anche la fune e lui va ovviamente anche sulla fune, quindi figuratevi uno che va su una fune con la bici, quel palo in confronto è niente, ok? E adesso noi siamo pronti. Adesso lui prende 2 rincorse, giusto per prendere le misure. Sì, sì. Allora vi chiedo per cortesia se mi tenete i bimbi indietro. Adesso ovviamente c'è un pezzettino aperto, zero passare qua in mezzo. Allora se scivola la bici prende te, va bene? Va bene? Sì, sì. No, mi metto io, va a parare la bici. Fai ancora una rincorsa? Non lo fai ancora, no? Mi abbassi un pochettino, un'altra cosa, uno sportivo vero che fa queste cose, l'avete notato tutti, dal primo numero al più semplice a salire sul gradino a fare l'impennata usa il casco. Lo dico perché i bimbi oggi pomeriggio prenderanno le loro biciclette, vanno a fare le impennate, saltano su dai muretti, scendono giù dalla discesa. Vi fate comprare un bel casco da papà e poi con un bel casco potete anche provare a fare queste cose. Lui adesso ha messo un casco integrale perché ovviamente la cosa che sta facendo è molto pericolosa. Abbiamo fatto un cambio casco, mi raccomando la bici, cioè tu va bene, però la bici che costa, insomma, anche perché ha deciso di usare la più cara. Vai col volume. E qua serve, sentiamo l'urlo generale di tutta la piazza per scaldare un po' Diego, sentiamolo! Non mi sente! Ok, poi tenetelo per la fine, quando arriva vi facciamo sentire tutto il vostro calore! Molti di voi hanno già preparato il video, i telefoni, si prende ancora un po' di spazio. Ci siamo, è pronto, è carico, fatevi sentire! Io non mi sento! Eccolo che arriva! E allora fatevi sentire! Perché lui è l'unico a fare queste cose! Lui è Diego Donadorimus! Vai che diamo 5 bambini! Alle 14:45 la seconda esibizione con tanti numeri mozzafiato e come vi ho detto ci sarà un pezzo diverso da quello che avete visto qua dove vi verranno anche un po' i brividi. Grazie a tutti, ci vediamo nel pomeriggio, grazie, buon appetito. Laggiù adesso inizia la musica dal vivo.